Io ho ascoltato con grande interesse tutti quelli che mi hanno preceduto e mi hanno convinto che Todi Scialoi è ancora vivo, che sta qui con noi e che insieme a noi festeggia il suo 100° compleanno. Io sono soltanto un architetto, quindi non mi sento in grado di entrare nel campo specifico disciplinare, ma sono perfettamente d'accordo con chi mi ha preceduto nel considerare Todi Scialoia prima di tutto come un grandioso intellettuale, cioè nel quale è difficile separare le molteplici attività che lui ha svolto, tutte sottese, secondo me, da uno straordinario amore, non soltanto specifico nel fare, ma anche nel tramandare, nel contaminare. Todi Scialoia penso che sia nato proprio per trasmettere questa sua passione, che credo che venga anche dal fatto che lui si definiva un autodidatta, anche se naturalmente era un uomo di grandissima cultura. Io ho conosciuto Toti nel 78 e l'ho conosciuto non dalla pittura ma dai suoi nonsense. Eravamo ospiti tutti e due di un comune amico e mi ha impressionato il suo amore, la sua dolcezza nel recitare queste sue poesie ai dei bambini, che non erano i suoi nipoti, ma erano dei bambini che aveva appena conosciuto. E lì si vedeva una persona che era nata per dare. Io sono un architetto, ma sono appassionato di pittura, specialmente la pittura astratta. E il mio approccio, quindi, che è stato nella poesia, poi si è trasformato in un amore da parte mia nell'approfondire la sua pittura che io già conoscevo, ma non conoscevo l'autore. E per farla breve, perché mi piace più parlare del rapporto di amicizia, che è quello che ognuno di noi ha avuto il privilegio, ecco, io mi sono a un certo punto sentito come un suo allievo, facendo un mestiere diverso. Però c'è un aspetto nella sua pittura astratta che è questa conquista dello spazio, che in qualche modo, malgrado le enormi differenze tra l'architettura e la pittura, anche se molti pensano che siano simili, sono totalmente diverse. L'architettura è più simile alla musica per me che alla pittura, ma io sono stato affascinato dalla sua voglia di trasmettermi questa sua passione e questa solidarietà così spontanea, nata per caso, si è tramandata nel tempo, per cui quando sono nati i miei figli io ho tutta la collezione dei suoi libri, perché lui veniva a casa mia a trasmettere queste cose, era straordinario, ma ho avuto anche il privilegio di assisterlo mentre nello studio di Piazza Mattei, mentre dipingeva. E sono rimasto impressionato da questa capacità, essendo un uomo dolcissimo, molto generoso, quieto, di avere questi sbalzi di umore improvvisi che si avvertivano fisicamente, quasi con impressione, nella veemenza del gesto che diventava l'azione della sua pittura. E non dimenticherò mai questo pavimento meraviglioso di Piazzetta Mattei, che era una specie di stratificazione archeologica, dove per terra c'erano le tracce che spero non abbiano cancellato, come se il quadro che venisse dopo era venuto da quello che l'aveva preceduto. Toti era anche, a mio avviso, una persona che ti impressionava perché era talmente poliedrico che che scoprivi improvvisamente delle cose inaspettate. Mi ricordo che un giorno eravamo, una sera, a casa di Fausto Melotti, che stava dietro la scalinata di Monti.
E a un certo punto ci sono dei momenti in cui, queste serate in cui ognuno parla, c'erano molti artisti, a un certo punto Toti sparisce, si toglie le scarpe e si ripresenta con una maglietta nera e come un furetto, saltando incomincia a fare il mimo di tutti gli artisti suoi amici. Per eleganza non dico i nomi, ma certo in alcuni casi era violento e veemente, anche se anche nelle maniere più forti era sempre elegante. Toti era un signore e anche estremamente permaloso, ma riusciva a essere permaloso anche in maniera elegante, anche geloso. Io ho la fortuna di avere dei suoi quadri e lui veniva spesso a casa mia e quando vedeva che c'era un quadro che in qualche modo che si avvicinava in una parete, eccetera, non sempre lo vedevo contento. Per esempio non amava, faccio un nome? Non amava il quadro che piace molto a Francesco, che è Paolini. C'è un bellissimo collage di Paolini, lo vedevo che soffriva un po', però secondo me era anche la sua bellezza, perché è normale, la gelosia nasce dall'amore e quindi Toti si faceva perdonare tutto. E secondo me in questo giorno così importante, questo festeggiamento dei suoi 100 anni, perché un artista è immortale, non muore mai, sono le sue opere che lo tengono in vita, vorrei fare un piccolo accenno. Io penso che Toti non sarebbe contento oggi, assistendo a quello che sta succedendo, questa interruzione della fondazione che lui insieme a Gabriella Drudi amava tantissimo. E penso che noi che siamo qui, che gli vogliamo bene, perché lo sento, no? Dovremmo fare qualche cosa, perché non è concepibile che la burocrazia si impadronisca della sua arte. Non so quello che potremmo fare. E io non vorrei dilungarmi perché ci sono delle persone che saranno più interessanti di me dopo. Io vorrei soltanto concludere questa mia breve testimonianza, vorrei dire tante altre cose, ma immaginando che Toti venga a casa mia e lui veniva a vedere le sue opere, si guardava allo specchio, anche quando certe volte vedeva qualche inserimento che non amava molto, e penso che in quel momento c'era sempre Gabriella e lui a un certo punto invitava Gabriella a leggere una sua poesia. E allora io mi sono scritto un pezzo di una sua poesia, I violini del diluvio, malinconie canine. E la leggo male, ma ci provo. La rosa non è rossa, è appena rosa. È senza tinta, se a tratti è scossa dal sussulto della tua assenza, che non chiede colore, non misura distanza, è soltanto dolore in qualche angolo della stanza. Chiamerei al tavolo Peppino Appella.